Ma intanto ripropongo il prodotto dell'anno, ragazzi, è importante perché merita, è un artista dalle grandi capacità. Spranza di Ficco, mi raccomando, in tutti i negozi di profumerie, Spranza di Ficco di Calvin Marcel. E l'altro prodotto di contro è per le macchine, è l'Arbena Cicca alla merda, che tutti potete trovare nelle migliori rivenditorie di rivenditorie, giusto? Ok, non si vedono carabinieri, quindi direi Parco Sempione. Dedicato solo a te, compa, che ti voglio bene come la tripassione. Non posso fare caratiano. Parco Sempione, verde marrone, dentro la mia città. Metto sul libro, leggo un bel libro, cerco un po' di relax. All'improvviso, senza preavviso, si sente un pim pam pum. Un fricchettone, forse drogato, suona e non smette più. Questo fatto mi turba, perché suona di merda. Non nel senso del ritmo, e non leggo più il libro. Quasi mi alzo, vado a chiedergli perché ha deciso che cazzo proprio oggi niente lo fermerà. Piazza Corti Bombi, non siamo mica in Africa, porti i capelli lunghi, ma devi fare pratica. Sei sempre fuori tempo, così mi uccidi l'Africa. Avrà pure tanti problemi, ma di sicuro con quello del ritmo. Anche se venuta qua, oggi ballerà con la mia amica. Che tu parla, che dice c'è palluccia, qui e tu sciapati con me. Caro signore, sa che le dico, questa è la libertà. Sono drogato, sono sbagliato, anche se a lei non va. Non va da tempo, lo so da tempo, non è una novità. Io me ne fatto cucco di brutto, grazie al mio pippo panco. Questa cosa mi turba, mi sento di merda, già quasi mi siedo e mi ascolto un po' meglio. Forse mi sbaglio, forse ho preso una sbaglio, forse un bel cazzo, fai cagare, questa è la verità. Ora ti sfondo i bonghi per vendicare l'Africa, quella che cucinava l'esploratore Nicola. Ti vesti come un rasta, ma questo no, non basta. Sarai pure senza problemi, ma di sicuro c'è quello del ritmo. Ti tiri una pesciata in tu, faccia pagliati, diventi tu anche un cioccolato. E ti ho spiegato cosa succede in tutte le città. Io sono i banchi, tu me li sfondi, in questo passo dove si finirà? Ecco perché qualcuno pensa che sia più pratico radere sul bosco, considerate inutile. Giovani di questo tipo non si è mai vista in Africa, avrà pure tanti problemi, ma di sicuro non fanno niente più. Vuole suonare i bonghi come se fossi in Africa, sotto la quercia nana, in zona porta Genova, 16.000 firme e decido però Cotanica, ma quel fatto non è trattato, e la tutela da me un po'. Pensione. Se ne sono tutti